Barabba, vengo da Chioggia. Tommaso. L'Angelo. Gesù. La Madonna. Modestamente. Con dei protagonisti così la trama è presto detta. Finora l'unico grande musical che portava la vita di Gesù sui teatri di tutto il mondo finiva con la morte del Figlio di Dio. Ora un altro spettacolo comincia proprio da lì, dove Jesus Christ Superstar si fermava, la risurrezione. A raccogliere la sfida e riscrivere una nuova storia è stato Daniele Ricci, che dall'episodio della crocifissione ha musicato la speranza di una rinascita. Il risorto è il titolo di questo nuovo musical che parte proprio dal Veneto e porta una storia di speranza, la storia del Figlio di Dio sopra i palcoscenici. Il cast tutto veneto, a partire dalla coreografa. È uno spettacolo che si rivolge comunque a credenti e anche non, però è uno spettacolo che lascia qualcosa, lascia una traccia. Per riempire un'idea di musica e di divertimento con qualche valore in più. Il risorto è uno spettacolo coinvolgente, colorato, accessibile a tutti pur trattando di un argomento sacro molto delicato. Gesù Cristo in fondo è uomo ed è divino, no? Se qualcuno crede nell'uomo e crede che sia stato messaggero di qualcosa di importante, si può andare a vedere uno spettacolo su Gesù come su Gandhi, come su qualsiasi altro grandissimo uomo che porta messaggi di pace, quindi no, non penso che sia fuori moda. Un'opera innovativa e piena di emozioni, il risorto che in chiave molto moderna dimostra di saper leggere la storia della crocifissione di Gesù con rinnovato stupore, con dinamiche ed intensità notevoli, ma anche con vero divertimento. Ballerini, cantanti, attori, dai più grandi ai più piccoli. Il risorto ognuno ha la propria parte, riempiendo le scene con un approccio fresco e creativo. E dietro le quinte si intuisce l'affetto e la complicità che lega tutto il cast. La crocifissione, quello è il momento più drammatico e più bello di tutta l'opera. Il momento invece più bello, positivo, è naturalmente la risurrezione, questa canzone finale, Risorto, che è il tema un po' di tutta l'opera, che invita ad applaudire, invita in scena poi bambini, adulti, quindi abbiamo voluto mettere in scena
grandi e piccini, era giusto questo tipo di realizzazione, ecco.